Cari telespettatori, ben ritornati. E allora, quest'oggi un capitolo, uno dei tanti che vogliamo dedicare assolutamente ai pensionati, alle persone anziane. Sappiamo che siete anche in tanti che ci seguono. Grande attenzione, grande delicatezza degli argomenti e soprattutto azioni che devono essere assolutamente non sottovalutate ma intraprese. Il sindacato dello SPI-CGIL è sempre stato in prima linea, molto attento a quelle che sono state le dinamiche governative, le strade intraprese. Sta anche attuando dei progetti di, tra virgolette, lotta coordinati per cercare di far fronte a quelle che sono le più gravi inefficienze e diseguaglianze. Parliamo proprio di questo con le nostre ospiti. Come sempre, noi abbiamo la mail tv7 con voi @triveneta.tv, sappiamo che anche io leggo le mail che ricevo e so che c'è una sorta di malessere profondo, non vengono trascurate, ma sappiamo anche che molti anziani, ce l'avete detto chiaramente anche al telefono, hanno difficoltà a scrivere le mail, per cui eventualmente avete l'opportunità durante la trasmissione di chiamare oppure chiamare anche successivamente e dire quali sono i vostri problemi. Noi poi li geriremo al sindacato competente perché possa eventualmente dare delle indicazioni dove andare, cosa fare. Importante come sempre, mi rivolgo in particolare ad alcuni che ci hanno scritto, non fate da soli, non abbandonate e non arrendetevi, anche se avete una certa età, fatevi aiutare, andate nelle segreterie che ci sono sul territorio per risolvere i problemi o quello che non vi risulta ben chiaro, e sappiamo che ci sono molte cose che non sono chiare del tutto. Maria Pistorello, segretaria SPI-CGIL del Veneto, e Rosanna Bettella, segretaria generale SPI-CGIL Padova, sono le nostre protagoniste odierne. Ben arrivate ad entrambe. Buongiorno. Allora, il titolo è un po' provocatorio, però vogliamo un po' approfondire anche questo tema. Siamo in un momento importantissimo per lo SPI-CGIL di congressi, quindi io direi di incominciare un po' con questo, però poi guardiamo anche la rivalutazione delle pensioni, se questa esiste, se qualcosa viene fatto, qual è la situazione, diamo anche un cenno un po' in generale a quello che avviene nella nostra regione, ma anche a livello generale nazionale. Vediamo un po', congressi cosa vuol dire? Sì, congresso è il congresso della CGIL in generale e quindi anche dello SPI-CGIL. Ogni 4 anni la nostra organizzazione va a congresso e ridefinisce tutto il suo quadro dirigente, dai direttivi alle segreterie, tutto quanto, e ascolta la voce di tutti i suoi iscritti. Siamo una grande organizzazione a livello nazionale e anche come categoria dello SPI. Sono partite le assemblee di base e quindi a cui sono invitati tutti gli iscritti, a qualsiasi categoria appartengano, per sentire la loro opinione su quella che sarà la politica sindacale dei prossimi 4 anni e anche per fare un bilancio di quello che è stato fatto negli ultimi 4. Ci sono dei documenti, ci sono 2 documenti, uno di maggioranza che ha come prima firmataria Susanna Camusso e che corrisponde al 97% del direttivo nazionale della CGIL. Dentro ci sono praticamente tutte le categorie, compreso anche il segretario generale della FIOM Landini, che magari sono quelle figure che sono più conosciute, quindi Susanna Camusso e Landini sono dentro a questo documento di maggioranza. Fino all'ultimo si è sperato di avere un unico documento, quindi un programma per i prossimi 4 anni che facesse il punto unitario di tutti i pluralismi, tutti i punti di vista che ci sono dentro la nostra organizzazione, ma invece un 3% del direttivo nazionale ha presentato un proprio documento. Cosa vuol dire questo? Cioè, cerchiamo di semplicizzarlo a chi non è addentro Certo. all'organizzazione e poi vorrei che rispondesse un po' a una domanda che è ricorsa frequente. Sì. Allora, perché un pensionato può entra nel sindacato? Perché entrare quindi nel sindacato dello SPI-CGIL? Questa è un'altra cosa che... Sì, allora, ormai che è pensionato, sì, questo no. diversi ce l'hanno posto come Un questione. pensionato si iscrive al sindacato perché la categoria dei pensionati lo può aiutare nella sua, come dire, nel suo nuovo ruolo che assume nella società, no? Come anziano e come un percettore di una pensione che può essere una pensione da contributi, quindi nel suo lavoro, e una pensione invece assistenziale di tipo sociale. E non è che è finita qua, perché
La pensione, sappiamo, è soggetta a una rivalutazione ogni anno in base a un'inflazione programmata, che è un indice un po' arbitrario stabilito dal governo a novembre praticamente di ogni anno, e rispetto al quale noi come categoria cerchiamo di contrattare, come dire, perché poi un indice arbitrario e come viene stabilita l'indice di rivalutazione della pensione ha un'importanza fondamentale. Si contratta rispetto alle misure che ogni governo prende rispetto, per esempio, proprio a questo indice di rivalutazione. Abbiamo avuto un blocco della rivalutazione delle pensioni Forse per molti 2 lo anni, sanno. 2012-2013, non per tutte le pensioni. Di questo abbiamo anche dopo una slide che poi la possiamo vedere. Ma solo per le pensioni superiori a 1.446 euro lordi, per 2 anni hanno avuto un blocco della rivalutazione. Naturalmente noi eravamo assolutamente contrari, siamo scesi in piazza, abbiamo mobilitato i pensionati, siamo andati a Roma a livello regionale, a livello provinciale, e chiaramente questa dialettica e questa, come dire, forza anche d'urto, più siamo forti come categoria e più abbiamo peso, no, nel confronto e nella contrattazione. Quindi come sindacato, come categoria dei pensionati, noi cerchiamo di tutelare gli interessi del pensionato da un punto di vista collettivo, quindi sulla rivalutazione delle pensioni, ma facciamo anche un'opera importante dal punto di vista della tutela individuale. Guardate, nelle nostre sedi arrivano tutte le mattine un numero veramente importante di pensionati che magari ricevono la lettera dall'INPS, arrivano da noi, addirittura con la busta ancora chiusa, come dire. Sì. Mi è arrivata questa dall'INPS e insieme, no, la apriamo per capire, per vedere cosa l'INPS chiede al pensionato, magari è soltanto una semplice comunicazione di presa d'atto, no, di una situazione, però per dire noi svolgiamo anche questo, poi se ci sono dei contenziosi noi siamo a fianco del pensionato, facciamo le istanze presso l'INPS. Quindi avere un aiuto, avere un supporto, oltre che sentirsi parte di un gruppo, perché poi quando ancor più la persona ha una certa età e pensionata può aderire alle tantissime iniziative che voi organizzate. Sì, poi abbiamo tutta la parte invece più di socialità, diciamo, no? Quindi tempo libero, organizziamo delle gite, organizziamo dei pranzi, perché è anche importante che i pensionati stiano insieme, bisogna contrastare la solitudine che coinvolge molti pensionati, poi soprattutto le donne, no? Che vedove, che sono da sole. E quindi mettere in atto tutta una serie di iniziative, di attività che in qualche modo facciano socializzare, mettano insieme. Poi valorizziamo anche il ruolo attivo dei pensionati nella società. Un anziano quando va in pensione non è finito, no, non è finito, anzi è una risorsa per la comunità intera. Pensiamo soltanto al ruolo dei nonni vigile. Pensiamo a quelli che danno una mano per aprire musei, per aprire biblioteche, no? Ma soprattutto perché devo magari dirlo agli altri se ne rendono conto oppure no, ma è proprio rivolto a chi ci ascolta che magari a una certa età si può sentire più utile, cioè sì. può impegnare il tempo e avere una decadenza minore, Avere perché poi è proprio... ineluttabile non avere un impegno, si decade anche mentalmente. Si cambia, no? Non si ha più un ruolo nel lavoro, ma nel paese, nella città, nel territorio dove si vive, quindi essere una risorsa, essere un volontario attivo, fare volontariato, ne discutevamo recentemente anche in una iniziativa pubblica, fare volontariato allunga la vita, perché significa che sei attivo, sei in relazione con gli altri, no? Quindi combatti la solitudine, ti rendi utile agli altri e questo incide anche sulla tua salute fisica, perché star bene con te stesso e con gli altri allunga e allontana le malattie. Detto questo, quindi sì, se posso aggiungere una cosa, tra l'altro lo SPI-CGIL nel territorio del Veneto ha oltre 500 collaboratori
che sono a disposizione proprio degli altri pensionati, dei nostri iscritti, ma non solo, nelle sedi che abbiamo diffuse in tutto il territorio, proprio per svolgere un'azione di tutela nei confronti di tutte le persone che si rivolgono da noi. E proprio per dare la migliore risposta a coloro che si rivolge a noi abbiamo anche messo in piedi come posso dire, un pacchetto formativo ma molto rilevante. I nostri collaboratori vengono costantemente formati proprio per essere in grado di dare una risposta adeguata alle domande, alle istanze che possono arrivare da tutti coloro che si rivolgono nelle nostre insomma, sedi. questo è importante. Sì, molto qualificate. E sono tutti pensionati i nostri collaboratori, non abbiamo persone che lavorano, che lo fanno per lavoro, lo fanno proprio perché per mettersi a disposizione, visto che adesso, essendo pensionati, hanno molto più tempo da dedicare a cose diverse, insomma. Ecco, quindi questo può essere un po' un appello che rivolgiamo a coloro che sono a casa, che tante volte e poi, si sentono così, inoccupati. Certo. E poi c'è un'altra cosa da dire, che l'INPS, perché Rosanna prima diceva, vengono lì da noi con la lettera. Quando arrivavano le lettere... Io dicevo anche se questa arriva. No, arrivano, perché... ma magari per comunicare il fatto che non arriverà più il CUD. Infatti, già dall'anno scorso non arriva più a casa dei pensionati né il CUD né l'OBSM. Che sono il modello OBSM, per dirlo con parole molto semplici, è la busta paga del pensionato, che tutti gli anni arrivava a gennaio a casa, a domicilio, con questa busta dall'INPS e che descriveva quale sarebbe stata la mensilità che aspettava il pensionato durante tutto l'anno. Successivamente arrivava a casa del pensionato anche il CUD, che è il resoconto dei redditi percepiti durante l'anno e che serve proprio al fine di fare la denuncia dei redditi. Dall'anno scorso non lo mandano più e noi siamo a disposizione dei pensionati e delle pensionate proprio per aiutarli ad avere tramite la via informatica per poter avere tutta questa documentazione. Questo è molto importante. È arrivato un messaggio. Prima, sì, che non ho fatto in tempo a leggere. No, praticamente diceva che sì, la rivalutazione delle pensioni, però non si parla di quelle che sono invece le pensioni altissime. Ecco, giustissimo rivalutare, dovrebbero mettere un tetto a quelle con importi esagerati, che sono parecchie e pesano sul sistema. E siamo assolutamente d'accordo, perché quello che accennavamo prima noi della lo trasmissione. diciamo già da tempo. Siamo assolutamente d'accordo su questo. Fate qualcosa, perché questo è un po' allora, io voglio ricordare la nostra ultima vittoria da questo punto di vista. Dobbiamo tornare al 2007, all'accordo tra il governo e le parti sociali. All'epoca c'era il governo Prodi, avevamo ottenuto proprio per dare ossigeno alle pensioni, che do un dato che riguarda adesso i nostri giorni. Negli ultimi 15 anni le pensioni hanno perso un 30% del loro potere d'acquisto. Allora proprio perché il sistema di rivalutazione delle pensioni non è adeguato a salvaguardarle proprio dalla perdita di potere d'acquisto, nel 2007 con questo accordo è stata concessa, ed è ancora, perché è una misura strutturale ancora in essere, la 14ª mensilità ai pensionati con pensioni basse. L'accordo ha previsto che venisse data questa 14ª alle pensioni intorno ai 700 euro mensili lordi, però ci si era lasciati con l'intesa di aprire un tavolo di contrattazione tra il governo e i sindacati dei pensionati per portare la 13ª anche alle pensioni di importo superiore. Purtroppo poi lo sappiamo bene come è andato a finire. Nel 2008 è caduto il governo Prodi, coi governi che si sono succeduti non vi è stata la possibilità di poter interloquire nella maniera più assoluta. Siamo arrivati purtroppo col governo di centrodestra, proprio c'è stato il blocco totale, non ci ha voluto né ricevere né ascoltare. E poi siamo arrivati alla debacle con la riforma Fornero, che ha bloccato per ben 2 anni le pensioni sopra le 3 volte il minimo, sopra i 1.480 euro mensili lordi.
non per entrare nel discorso di politica, però ci sta, perché poi purtroppo i nostri destini pratici dipendono da quelli che vengono giocati veramente senza avere consapevolezza di quel che avviene realmente dalla politica. C'è stato un cambiamento governo, perché il governo Monti ha fatto veramente disastri per quel che riguarda l'ambito delle pensioni, purtroppo non solo, di cui stanno pagando lo scotto tantissime persone che magari poi, tra l'altro, ha raggiunto il minimo contributivo eccetera, non riescono più a trovare lavoro perché hanno una certa età, 57-58 anni, e si trovano con prospettive drammatiche. Ma questo, per carità, chi ha fatto questi provvedimenti manco è riguardato da sta cosa. C'è stato qualche cambiamento con questo governo, che doveva essere un governo più legittimato, a parte vabbè, le votazioni che non lo sarebbero state. Sì, noi lo speravamo, un'inversione di tendenza, e la chiedevamo e l'abbiamo chiesta nelle varie iniziative che abbiamo fatto, proprio un'inversione di tendenza. Basta rivalersi sui soldi dei pensionati, sui soldi di coloro che hanno versato, esatto, anche perché la voce dei pensionati, all'inizio lei aveva chiesto perché ci si iscrive allo SPI. Ci si iscrive allo SPI per dare forza proprio a un sindacato che dà voce a chi non ha voce. I pensionati non hanno un datore di lavoro, una controparte, hanno il sindacato che cerca di portare avanti quelle che sono le loro istanze. Per quanto riguarda la legge di stabilità che è appena stata approvata, io voglio dire una cosa. Intanto, grazie alle nostre lotte, soprattutto alle lotte del sindacato pensionati della CGIL, ma anche in qualche momento lotte unitarie, se eravamo riusciti nella legge di stabilità fatta dal governo Monti, eravamo riusciti a togliere il blocco alla rivalutazione delle pensioni, quindi era stato tolto il blocco. E però la legge di stabilità, questa fatta ultima, ha rimesso le mani ancora una volta, non è stato lasciato la rivalutazione così come era prevista e ha un po' scardinato quello che era l'impianto. In ogni caso possiamo dire che grazie come posso dire, all'auto che abbiamo posto al governo, per fortuna non c'è più il blocco fino a 3 volte il minimo. Il blocco lo abbiamo in maniera graduale sopra le pensioni che fino a 3.000 euro. Adesso magari no, mi allora spiego un po' così, meglio, perché abbiamo la pubblicità, esatto. Poi ci supportiamo dalle slide, cerchiamo anche di dare il netto, perché abbiamo capito già l'altra volta parlandone che molti non riescono ad avere chiaro, perché gli arriva il netto, per cui non fanno le valutazioni dell'ordo, quindi cercheremo più o meno di darvi anche la cifra a spanne. Io l'ho preparata all'orda la cifra, quindi vi traduciamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Se avete da fare i vostri interventi e verrete chiamati, approfittatene.